fetta di migliaccio perfetta. Salve a tutti gli amanti della tradizione napoletana. Sulla tavola del carnevale a Napoli non può mancare il migliaccio salato. C'è già una versione dolce. In questo caso andiamo a fare il video di come realizzare migliaccio salato con ricotta di vaccino raffinata, ovviamente, semola di grano duro, o se avete il miglio, se si trova il miglio nei supermercati, ovviamente una macina sottile, ripieno di salame napoletano, rigorosamente napoletano, provolone napoletano e uova. Adesso andiamo a cuocere il semolino con l'acqua e il sale. Portiamo a bollore in una pentola capiente l'acqua e il sale. A questo punto inseriamo la semola con l'aiuto di un frustino a mano, graduatamente in questo modo. Giriamo finché il tutto non diventa ben solido, sempre a fiamma accesa. Arrivato al bollore possiamo anche spegnere la fiamma. Quando il composto è ben solido, rimaniamo per 2-3 minuti nella pentola, sempre a fiamma spenta, e poi lo togliamo dalla pentola. Al raffreddamento mettiamo il tutto in un recipiente. Io ho usato questo d'acciaio. Adagiamo il tutto in questo modo. In modo uniforme. Con l'aiuto magari di un cartoncino o tarocco, come lo vogliamo chiamare, che io sto usando, e mettiamo a raffreddamento a temperatura ambiente per almeno una mezz'oretta. Dopo una mezz'oretta possiamo mettere anche in frigorifero, lo possiamo preparare anche il giorno prima per il giorno dopo. Nel frattempo si raffredda il semolino, andiamo a tagliare i nostri salumi. Lo tagliamo a cubetti non troppo piccoli, perché devono essere ben grandi all'interno del migliaccio. Facciamo la stessa cosa con il formaggio. Per agevolare il raffreddamento andiamo a girare in questo modo, in modo tale da non far formare la pellicola in superficie. Vi ricordo di andare a vedere anche tutti i miei prodotti fatti con la semola, tipo il migliaccio dolce e anche sfogliatelle ricce e frolle. La semola, quando è pronta, la andiamo a rompere, mettiamo a pezzetti in questo recipiente. Io ho scelto un recipiente bello grande, in modo tale da lavorare comodo, e con l'aiuto di un frustino elettrico inizio a lavorare la semola. Iniziamo a inserire la ricotta in 2 fasi. Ultima parte di ricotta. Ovviamente questa fase si può fare anche a mano. Andiamo a battere le 3 uova con un frustino.
inseriamo anche il formaggio grattugiato al suo interno, in questo modo, da inserire per intero all'interno del composto. Arrivato a questo punto possiamo anche lavorare con un cucchiaio di legno. Con lo sbattitore abbiamo evitato la formazione di grumi, quindi possiamo tranquillamente girare con un cucchiaio di legno, in questo modo, vedete, composto ben solido senza grumi. Andiamo a inserire 2 pizzichi di pepe nero, giriamo, nello stesso momento inseriamo il salame, il formaggio e giriamo il composto. Fatto ciò, in questo ripieno non ho messo ulteriore sale perché già c'è nella semola, e anche quando viene cotto il salame e il formaggio sprigionano una bella dose di sale. Io ho usato un classico ruoto da pastiera, lo andiamo a oleare e io non mi sono fidato solo del ruoto, lo vado anche a foderare di carta da forno. Vado a oleare in questo modo, classico ruoto da pastiera che tutti abbiamo ovviamente in casa. Metto un po' di carta da forno sotto e anche laterale. Adesso inseriamo tutto il composto nella teglia. Con l'aiuto della spatola o un cartoncino andiamo a livellare il tutto sulla teglia. Fatto ciò, andiamo a mettere un po' di semola che abbiamo messo da parte in superficie per dare un po' di croccantezza in superficie. Andiamo a infornare in forno ventilato al centro del forno a 180 gradi per circa 40-50 minuti. Ho impiegato 45 minuti ed è pronto. Totale raffreddamento dopo circa 2-3 ore di raffreddamento almeno. Vado a capovolgere, come vi dicevo, vedete, andiamo a togliere la carta da forno facilmente e metto su un piatto che sarà il piatto definitivo. Tagliamo una bellissima fetta. Ecco la nostra fetta di migliaccio perfetta. Vado a fare il mio assaggio. Buonissimo. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, lasciate un bellissimo like, seguitemi sempre sui social Facebook, Instagram e TikTok. Mi raccomando, attivate sempre la campanella per restare sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Un bacio a tutti, alla prossima ricetta.